storie si raccontano dalla preistoria, quando per la prima volta gli uomini si riunirono intorno al fuoco. Storie di cose strane e meravigliose, nascoste nelle vaste ombre sconosciute del mondo. Storie di creature divine e di bestie demoniache. Storie di dei e di re. Storie di miti e di mostri. Dalle foreste oscure alle terre di ghiaccio, dai deserti desolati ai mari in tempesta. Ogni angolo della terra ha le sue leggende da raccontare. Storie di eroi e dei cattivi con cui si scontrano. Di natura selvaggia e dei pericoli che comporta. Storie di battaglie, di amore, di ordine e di caos. Ma quali sono le radici di queste storie fantastiche? E per quale motivo durano nel tempo? In questa serie esploreremo la storia che si cela dietro le leggende e sveleremo le influenze nascoste di cui sono frutto. Guerre e malattie, rivoluzioni religiose e sociali, l'indomabile ferocia del mondo naturale. E soprattutto i mostri che si nascondono dentro ognuno di noi. L'amore è paziente, è gentile. L'amore non fallisce mai. È il nostro sentimento più prezioso. Lo ricerchiamo, lo custodiamo e ne piangiamo la perdita. Ma l'amore ha anche un lato oscuro. Con il desiderio arriva la gelosia e con la devozione il tradimento. L'amore incontrollato può portare violenza, distruzione, pazzia e morte. Attraverso i miti e le leggende la società combatte la natura contorta dell'amore, il modo in cui ci ispira e ci divora, il modo in cui proviamo a spiegarlo e se riusciamo a controllarlo. Le storie d'amore ci spiegano il valore e il significato che attribuiamo a questo sentimento e come lo concepiamo. I miti e le storie d'amore spesso parlano del modo in cui le società reagiscono e di come strutturano i ruoli di genere. Quello che più mi colpisce è che nella tradizione antica sono poche le storie che possiamo definire d'amore che non siano in qualche modo squilibrate. Ci raccontano le paure, le aspirazioni e spesso le dinamiche della società da cui provengono. Ci mostrano chiaramente che non siamo razionali come pensiamo. Siamo dei contenitori fragili di sentimenti che talvolta non riusciamo a gestire. Storie di amore e tradimento in tutte le forme sono state l'ispirazione per alcune delle più importanti opere letterarie e artistiche sulle quali torniamo di continuo. Ci raccontano che l'amore può essere grande, ma allo stesso tempo pericoloso. Il convoglio reale sobbalza su strade polverose. Il viaggio è lungo, senza nessuna brezza che porti sollievo nel caldo rovente. La principessa Ifigenia osserva la campagna. Sua madre, la regina Clitennestra, sonnecchia al suo fianco. Non si sono mai fermate da quando un messaggero trafelato è arrivato a palazzo. Portava un comunicato urgente da parte del marito, il re Agamennone. Clitennestra deve raggiungerlo subito al porto di Aulide e deve portare con sé l'amata figlia, la bella Ifigenia.
La carrozza procede spedita. Ci vorranno ore prima di raggiungere la destinazione. Ifigenia si guarda una ciocca di capelli sfuggita all'acconciatura. Ordina al convoglio di fermarsi e chiama le sue ancelle. Le hanno pettinato i capelli in fitte trecce, nelle quali hanno infilato dei gioielli d'oro. Ifigenia vuole essere perfetta, in vista delle sue nozze imminenti. Nella società moderna, la maggior parte dei matrimoni si basa sull'amore. Ma non era questo il caso. In passato, le nozze avevano poco a che fare con i sentimenti. Per i ricchi e i potenti si trattava di alleanze tra famiglie e nazioni. Non ci si sposava per raggiungere la felicità, ma per arricchirsi, rafforzare un esercito, evitare una guerra, oppure, come nella leggenda di Thor, per reclamare qualcosa di rubato. Nella mitologia vichinga c'è una terra ben oltre il regno degli uomini e delle divinità. È una terra gelida e meravigliosa, di foreste altissime e tempeste violente. È la terra dei giganti. È nel loro regno incontrastato che Thor, il dio del tuono, si avventura alla ricerca del martello che gli è stato rubato. Senza questa potente arma non è in grado di difendere Asgard dai nemici. Deve trovarlo. La storia della sua ricerca si trova nell'Edda poetica, una raccolta di poemi norreni. L'Edda poetica fu composta nel XIII secolo, ma le sue storie sono molto più antiche. Sono quel che ci resta della tradizione orale che risale a secoli prima. Il racconto di Thor e del martello perduto è una tra le storie più conosciute. Il dio del tuono capisce presto che fine ha fatto. Glielo ha rubato Thrym, il tremendo re dei giganti, e glielo restituirà solo a una condizione. Vuole che Freya, la dea dell'amore, lo sposi. Thor e il fratello, il furbissimo Loki, cercano di convincerla, ma lei si rifiuta. Se Thor vuole riavere il suo martello, deve trovare una soluzione. Gli altri dei gli suggeriscono di travestirsi e fingersi la sposa di Thrym. Il dio del tuono non è convinto all'idea di dover far finta di essere Freya, ma non ha altra scelta. Questa storia ci permette di pensare alle diverse possibilità che avrebbero potuto verificarsi. Cosa sarebbe successo se... Insomma, raramente in queste storie d'amore viene rappresentata la società per quello che è, piuttosto per quello che potrebbe essere, insieme ai sotterfugi e alle dinamiche alla base dei matrimoni e alle relazioni d'amore dentro la società stessa. Ci sono molti casi di travestimenti nella tradizione nordica, e non perché i vichinghi fossero a proprio agio all'idea di travestirsi. Anzi, al contrario. È evidente che emerge quanto fosse importante il matrimonio. Era un'alleanza, non certo un legame d'amore. E lo si capisce chiaramente quando il re dei giganti dice che restituirà il martello solamente se avrà in sposa Freya. Insieme al fratello Loki e travestito da sposa, Thor si reca nella terra dei giganti per la festa nuziale. Durante la cerimonia gli viene messo il martello in grembo. Finalmente può riprenderselo. Lo agguanta ed esce allo scoperto. I giganti fuggono, ma il dio del tuono non lascia scampo a nessuno. Thor colpisce per primo il perfido re Thrym e poi si scaglia contro gli altri giganti. Torna vittorioso ad Asgard dopo aver riconquistato il martello e la sua virilità. Le storie delle divinità scandinave sono spesso grottesche, ma rappresentano lo specchio della cultura vichinga. Nonostante siano distorte, è possibile intravedere qualcosa di reale. In un certo senso, il travestimento di Thor riflette la posizione delle donne nella società nordica.
La virilità viene soffocata una volta indossato l'abito da sposa. Il dio rimane tranquillo durante la messa in scena. La sua voce profonda l'avrebbe smascherato, per cui resta in silenzio. Per sembrare una donna vichinga, Thor non deve parlare in pubblico. La struttura della società vichinga era senza dubbio patriarcale, ma non significa che le donne non avessero potere. Le società patriarcali sono tali solo per quanto riguarda la struttura delle stesse. Nella pratica, spesso le cose sono diverse. Le donne sono molto importanti e effettivamente c'è molta più eguaglianza di quanto si possa pensare. La società scandinava viveva di due attività principali. C'erano i vichinghi che andavano in giro a razziare altre popolazioni e poi c'erano quelli stanziali che restavano a casa. In questo caso la struttura era completamente diversa, quasi matriarcale. Infatti le donne in Islanda e in Scandinavia erano molto potenti ed erano loro che gestivano totalmente le dinamiche della famiglia. Le donne vichinghe non diventano capi, non accompagnano gli uomini nelle loro razzie. Si ritagliano un ruolo all'interno della società, forse sono meno visibili, ma comunque influenti. La storia dell'inganno di Thrym ci ricorda che per quanto silenziose e dimesse possono sembrare, le donne vichinghe sono molto potenti. Il porto di Aulide. È qui che il re Agamennone raduna il suo potente esercito ed è qui che restano in attesa. Senza vento non possono salpare per la guerra. In una tenda che domina il placido mare, la principessa Ifigenia attende insieme alla madre. Non è mai stata così bella e non ha ancora conosciuto il suo futuro marito. È Achille, il guerriero più valoroso dell'esercito più grande che sia mai esistito. Ecco l'uomo che Ifigenia è venuta a conoscere. L'uomo a cui il padre l'ha promessa in sposa. Achille vede Ifigenia sorridente davanti a lui. Sembra proprio il figlio di un dio. La ragazza si inchina. «Cosa ti porta ad Aulide?» le domanda il guerriero. Non sa niente del matrimonio. Agamennone ha mentito alla moglie e alla figlia. Gli occhi le si riempiono di lacrime, ma cerca di nasconderle e scappa dalla tenda, spingendo via le guardie. Se non si tratta di Achille, allora chi è che deve sposare? La delusione di Ifigenia è comprensibile. Il rifiuto e le aspettative disilluse sono spesso lo scotto da pagare con l'amore. Ma nella mitologia non è detto che chi si sposa trovi la felicità. La Cornovaglia, nell'Inghilterra sud-occidentale, ha un'antica costa scolpita dai segni del mare e del vento. Una terra di insenature e spiagge, scogliere e valli. Una terra con la propria cultura, la propria lingua e le proprie leggende da raccontare. La storia di Tristano e Isotta risale al XII secolo. Narra di un triangolo amoroso tra un valoroso cavaliere, la bella principessa irlandese e suo marito, il re di Cornovaglia. Il matrimonio tra Isotta e re Marco avrebbe dovuto portare la pace tra due regni in guerra. Tristano è il nipote di Marco e il suo cavaliere preferito, colui che deve portare Isotta dall'Irlanda fino in Cornovaglia. Ma durante il viaggio Tristano e Isotta bevono una pozione magica che li fa innamorare perdutamente.
Il significato della pozione d'amore varia in base all'autore che narra la storia, ma spesso viene data a Tristano e Isotta senza che nessuno dei due lo sappia. La pozione rappresenta il desiderio dominante, il momento in cui viene abbandonata ogni remora e, anche se contrario alla morale, il sentimento a lungo agognato viene realizzato. Vengono assolti dalla morale comune. E in questo senso gli autori della storia possono concentrarsi su altre cose. Qual è la natura di un cavaliere che è molto fedele al re e addirittura è suo nipote in molte versioni? Cosa accade quando due persone sono totalmente coinvolte da questo sentimento? Isotta sposa lo zio di Tristano, Re Marco. Lo fa per la pace tra Irlanda e Cornovaglia. Ma la pozione non è svanita e la storia con Tristano continua. I tre personaggi sono legati da diversi sentimenti. Tristano desidera Isotta ma rispetta lo zio. Il re ama Tristano come un figlio e Isotta in quanto sua moglie. Lei gli è grata per la gentilezza, ma non resiste all'amante. Tutti e tre sono perseguitati da incubi sul loro futuro, che si riveleranno profetici. Alla fine, Re Marco scopre la relazione e pianifica di uccidere la coppia di traditori. Tristano e Isotta riescono a evitare la morte fuggendo lontano, ma non troveranno mai la felicità, perché consumati dal senso di colpa. La loro storia si ispira ai primi racconti celtici e influenzerà la letteratura successiva. Nella storia di Lancillotto e Ginevra emerge chiaramente. Il primo racconto del tragico intreccio amoroso tra la moglie di Re Artù e il suo più valoroso cavaliere risale al tardo XII secolo. Fu scritta da Chrétien de Troyes, un poeta di corte francese. Chrétien de Troyes è uno dei più celebri autori della letteratura medievale, nonché inventore del romanzo arturiano. La sua storia più famosa è quella di Ginevra e Lancillotto, che viene introdotto da Chrétien nella leggenda arturiana. Lancillotto è l'ultimo arrivato alla tavola rotonda e proviene da un'epoca più raffinata rispetto a quella dei cavalieri irsuti e selvaggi. È molto più educato e non è solo prestante fisicamente, ma sa anche come comportarsi a un banchetto, è curato, è di bell'aspetto. Non è solo grande, grosso e forte. Ecco le novità introdotte da Chrétien. Nel XII secolo, quando Chrétien scrive la storia, il concetto di amor cortese diventa sempre più diffuso. E significa che il cavaliere valoroso viene civilizzato grazie all'amore di una damigella. In pratica, l'amore per una donna irraggiungibile diventa lo stimolo per compiere grandi gesta. La storia piace molto alle donne della corte francese. Nella vita quotidiana, gli aspetti dinastici e politici trionfano sul romanticismo. I matrimoni combinati sono la norma. I mariti spariscono per anni impegnati nei pellegrinaggi o nelle crociate e sono liberi di avere altre relazioni, mentre per le donne è assolutamente impossibile. Bisogna considerare che nell'XI e XII secolo queste storie si rivolgono principalmente a un pubblico femminile. Per questo motivo, per piacere alle donne sofisticate e istruite che parlano francese, bisogna raccontare storie di altre donne altrettanto sofisticate e istruite e della loro vita amorosa. Teniamo presente che in questo periodo nasce la letteratura femminile. È come se le autrici volessero affermare che le donne non sono solo come Eva e non sono solo pedine di scambio nel matrimonio, ma hanno una loro psicologia e moralità e possono contribuire in qualche modo alla società. Ecco che le donne aristocratiche cominciano a ritagliarsi un ruolo, a costruirsi la propria psicologia e la propria identità. In queste storie la posta in gioco va ben oltre i sentimenti feriti. La relazione fra Tristano e Isotta mette in pericolo la tregua tra Cornovaglia e Irlanda. La pace è assicurata solo quando la coppia si separa.
La principessa torna da Re Marco e Tristano lascia la Cornovaglia per sempre. Il destino delle nazioni dipende dagli affari di cuore. Tutto ciò ci ricorda che dietro i grandi eventi storici ci sono rapporti umani e sentimenti. È la dimostrazione di come si debbano conciliare le passioni private con le altre responsabilità. E se mai i nostri valori e l'amore dovessero scontrarsi, chi trionferà? Quali saranno le conseguenze? La povera Ifigenia indossa l'abito da sposa. La madre la accompagna all'altare. Il padre Agamennone le aspetta lì, insieme a tutti gli altri re greci. Chi tra loro è il promesso sposo di Ifigenia? Siamo tutti mortali, la voce del re trema. Non possiamo sfidare gli dei. Ifigenia viene bendata. Agamennone ha contrariato la dea Artemide e lei, per punirlo, ha placato i venti. Per far sì che i greci raggiungano Troia, viene chiesto un terribile sacrificio. Clitennestra salta in avanti cercando di raggiungere la figlia, ma viene bloccata dalle guardie. Grida, intima al marito di non fare del male alla figlia. Ma Agamennone sovrasta le sue parole con la preghiera. Clitennestra urla disperata quando la figlia crolla a terra. Ed ecco che ricomincia a soffiare il vento, prima timidamente, poi con forza maggiore. Le cime e le vele di 1000 navi rimaste lasche a lungo si tendono di nuovo, sono pronte a salpare. Il vento è finalmente tornato. Con la morte di Ifigenia, la flotta di Agamennone può partire per Troia. Sarà una guerra che durerà 10 lunghi anni. Dopo un sanguinoso saccheggio della città arriva finalmente la vittoria. Ma alcuni troiani sopravvivono. Tra loro un principe, Enea. La moglie è morta nella carneficina, ma lui riesce a scappare dalla città in fiamme con il padre anziano e il figlioletto. La sua storia viene narrata nel celebre poema epico L'Eneide, scritto in un periodo di 20 anni nel I secolo a.C. dal poeta romano Virgilio. Quest'opera viene considerata il suo capolavoro. Mentre la flotta di Enea attraversa il Mediterraneo, viene sorpresa da una tempesta violentissima. Enea e i suoi uomini finiscono sulle spiagge dell'Africa. Le pianure, cosparse di querce da sughero e olivi, e le colline bruciate dal sole, sembrano procedere con impazienza lungo l'ombra delle accoglienti montagne distanti. Su questa costa arida e impervia sorge la città di Cartagine. Enea e i suoi uomini si aspettano un'accoglienza ostile. In realtà, i cartaginesi e la regina Didone provano pietà per loro, perché Cartagine è una nuova colonia che accoglie i rifugiati come i troiani. In Enea, Didone rivede se stessa. Anche lei ha perso tragicamente il marito ed è stata costretta a scappare da casa sua. Didone è una comandante molto competente e capace. Virgilio la chiama Dux Femina Facti, che significa donna guida dell'impresa, e la descrive come un'ottima leader. Venere fa un incantesimo su Didone per farla innamorare di Enea, in modo che lui possa ricevere una calorosa accoglienza e trovare tutto ciò che gli serve. È una specie di inganno. La povera Didone è pronta a offrire ospitalità a uno straniero e Venere si insinua in lei e riempie il suo cuore di passione. Didone non solo offre ai troiani un posto in cui rifugiarsi dopo la tempesta, ma anche una casa.
La gentilezza della regina cela però un atto di ostilità. Enea affronta molti nemici nel suo lungo viaggio verso l'Italia, ma l'amore è la prova più pericolosa. Quando Didone e Enea partecipano a una battuta di caccia, la dea scatena una violenta tempesta che li costringe a cercare riparo in una caverna, separandosi dal resto del gruppo. Lì consumano il loro amore con i latrati dei lupi in sottofondo. Non proprio un buon presagio. Didone è una minaccia, non solo per il proseguimento della storia, ma per il futuro del mondo, perché Cartagine offre una valida alternativa per Enea. Unendo le famiglie, avrebbe potuto comandare la prosperosa città al fianco di Didone. Avrebbe potuto essere felice lì. Se avesse scelto di rimanere, il suo popolo non avrebbe mai raggiunto l'Italia e lui non avrebbe mai fondato Roma. La storia del mondo, secondo l'Eneide, dipende da questo momento. Nel poema, il dio Mercurio viene mandato per scuotere Enea, svegliarlo e ricordargli che ha un destino da compiere. Quindi scende sulla terra, chiede ad Enea cosa stia facendo e gli rammenta che il suo compito è quello di fondare una città. Quando Didone scopre che il suo innamorato sta per abbandonarla, lo affronta di petto e lo accusa di voler partire di nascosto. Enea le risponde che non ha altra scelta. Le spiega che deve partire per forza. Non dipende da lui, ma sono gli dei a costringerlo. Didone è distrutta. Enea l'ha abbandonata per un futuro nel quale nemmeno lui crede. La regina è devastata dal dolore. Quando Enea salpa, lei costruisce una grande pira al centro del palazzo, si arrampica e si trafigge il cuore con una spada. Il triste momento in cui Enea abbandona Didone è la scena chiave di tutto il poema. Dal mio punto di vista evidenzia implicitamente la capacità degli uomini romani di rinunciare al piacere sensuale e al fascino che Cartagine rappresenta. Vale a dire a tutto ciò che di immorale e seducente esiste e a una religione del tutto sbagliata a favore dell'ideale di legione romana molto più convenzionale. Rappresenta anche un trionfo della normalità sul lusso, sul benessere e sugli stereotipi del mondo orientale. Una delle critiche che Mercurio muove a Enea riguarda una sontuosa veste viola che la sua amata Didone gli ha regalato. Penso che sia davvero il momento clou del poema. Il fatto che sia permeato di pathos è la caratteristica principale di tutti gli scritti di Virgilio. L'autore raffigura Didone come una vittima indifesa, abbandonata al suo destino. Ma questo non significa affatto che l'eroe Enea stia facendo la scelta sbagliata. Dalla sua nave, Enea vede la pira ardente e le pareti del palazzo illuminate dalle fiamme. Sa cosa significa. Già una volta aveva abbandonato una città avvolta dal fumo, devastata dagli stranieri. Tuttavia, questa volta è lui il responsabile. Didone lo perseguiterà per il resto dell'Eneide. La città di Cartagine creerà problemi a Roma per secoli. Sul letto di morte, Didone dice di essere contenta di andare negli inferi. Spera che Enea veda la pira e che la sua morte sia un presagio per i romani. E infatti è una premonizione dell'aspro conflitto tra Roma e Cartagine, un conflitto che durerà diversi secoli. Roma e Cartagine, all'epoca di Virgilio, si sono scontrate già 3 volte nelle cosiddette guerre puniche e l'autore spiega che Roma è destinata a essere in continua lotta contro Cartagine a causa delle scelte di Enea. Virgilio attribuisce al potenziale distruttivo dell'amore ciò che fa cadere Enea in tentazione, rischiando di fargli dimenticare il suo dovere, e trasforma Didone da forte e saggia leader a una creatura umiliata e crudele. Ma c'è una seconda trasformazione, più sottile e forse più sovversiva. Virgilio scrive dopo una guerra civile.
L'assassinio di Giulio Cesare nel 44 a.C. ha portato a un vuoto di potere nel cuore della Repubblica Romana. La lotta per la supremazia dura più di un decennio. Alla fine, a trionfare è Ottaviano, figlio adottivo di Giulio Cesare. Durante la battaglia di Azio sconfigge l'alleato di un tempo, Marco Antonio. Al fianco di Marco Antonio, fino all'ultimo, c'è l'amante, Cleopatra, regina dell'Egitto. A Roma era disprezzata, temuta e derisa. Virgilio lo sa bene. Quindi è evidente l'influenza della regina africana nella sua descrizione di Didone. Questo aspetto trova il favore dei lettori di Virgilio, che, reduci dalle guerre del secondo triumvirato, vedono un'alleanza tra Marcantonio e la regina egizia. La storia tra Didone ed Enea potrebbe essere la trasposizione della relazione tra Antonio e Cleopatra, solo che Enea sfugge a quel destino. Cleopatra è seducente per molti versi come Didone. È orientale, cosa di per sé affascinante. Proviene da quella che può ritenersi una religione straniera, una cultura straniera. Inoltre è circondata da un'aura magica, come Didone. Ritengo perciò che la figura della regina di Cartagine sia stata considerata dai lettori di Virgilio come una sorta di controfigura di Cleopatra. Didone potrebbe essere vista come un doppio nemico, rappresentando sia Cleopatra che Cartagine. Tuttavia, Virgilio non chiede ai lettori di odiarla, anzi, la trasforma nel personaggio più efficace del poema, fa in modo che il suo pubblico si immedesimi in Didone, provando quel senso di abbandono e quel profondo dolore che ne consegue. Riesce così a farci essere comprensivi con il nemico. L'amore, come ci dice Virgilio, può essere pericoloso, ma nel momento in cui lo diventa, viene condiviso nel divario tra i governi e le nazioni. Le spiagge orientali del Mar Nero all'ombra della catena del Caucaso. Era questo il confine dell'antica Grecia. Un tempo qui sorgeva un regno ricco di ferro e oro. Si chiamava Colchide. L'eroe greco Giasone vi si reca per conquistare il vello d'oro. A questo principe in esilio serve il vello d'oro per dimostrare il suo valore e per reclamare il trono che gli è stato sottratto. Ma il vello appartiene a un altro uomo, il re Eete, che lo custodisce gelosamente. Dice a Giasone che se vuole impossessarsene deve superare una serie di prove. Sembrano tutte impossibili, e lo sarebbero senza l'aiuto di una giovane donna che si è innamorata perdutamente dell'eroe. Si tratta di Medea, figlia dello stesso re Eete. Medea è probabilmente uno dei personaggi più affascinanti di tutta la mitologia classica. In tutti i testi dell'epoca viene considerata e raffigurata come una maga, una donna dotata di poteri divini. Sin dalla prima volta che la incontriamo, Medea appare come la classica ragazza nubile, pronta ad amare, ma afflitta da un sentimento non corrisposto. È semplice e ansiosa, ma si capisce che ha anche un lato più oscuro e potente. Grazie a Medea, Giasone riesce a superare le 3 prove. Per prima cosa deve domare 3 tori che sputano fiamme e usarli per arare un campo. Poi deve seminare i denti di un drago e uccidere i soldati che miracolosamente sorgono dai denti. Infine, deve sconfiggere il drago insonne messo a guardia del vello d'oro. Medea ama così profondamente Giasone che quando l'eroe greco lascia la Colchide trionfante, scappa con lui e arriva persino a uccidere il fratello, pur di rimanere al suo fianco. Dopo essersi cimentata nel ruolo di grande sostenitrice, Medea vuole interpretare anche quello di moglie e madre. Ma la felicità di Medea e Giasone purtroppo non è destinata a durare. Una volta arrivati a Corinto, Giasone infatti la abbandona per la figlia del re.
Ma è quello che fa ora che fa passare Medea alla storia. Elimina quello che il marito ha di più caro al mondo: i loro figli. A quel punto la donna abbandona Corinto e Giasone e si reca ad Atene, dove viene scritta la storia così come la conosciamo oggi. La tragedia di Medea è il grande capolavoro di Euripide. Euripide è il primo a creare personaggi con una vera e propria dimensione psicologica. Forse è per questo che gli appassionati di teatro lo trovano più interessante di tanti altri autori. Questo poeta ha un tocco ironico. Nelle sue opere troviamo un sorprendente umorismo nero. Usa alla perfezione ironia e cinismo, risultando per certi versi divertente. Si sente libero di creare questo splendido personaggio, che non definirei affatto immorale, ma agisce guidato dalla sua personale idea di giustizia. Euripide costringe i lettori a porsi domande scomode. Nel momento in cui Medea passa da quello che consideriamo essere un comportamento buono a uno cattivo, ci chiediamo cosa l'abbia spinta a farlo. Perché gli esseri umani compiono atti ignobili? Di cosa saremmo capaci se ci trovassimo in certe situazioni? L'aspetto che più terrorizza è che si tratta di due sentimenti opposti. Da una parte l'impeto di farla pagare al suo grande amore che l'ha tradita nel peggior modo possibile, dall'altra invece l'amore incondizionato che prova per i suoi figli, il desiderio di proteggerli, di nutrirli e crescerli, evitando tutto ciò che possa nuocere loro. I greci non sono per forza interessati alle emozioni intense. Considerano molto più importante l'equilibrio. Per questo motivo è parso loro quasi normale che questa donna, che era una maga, una forestiera ossessionata dall'amore, faccia una fine del genere. A mio avviso, non credo che sia un atteggiamento particolarmente positivo nei confronti dell'amore. L'opera di Euripide viene recitata per la prima volta nel 413 a.C. Ogni anno ad Atene si celebrava una festa in onore del dio Dioniso, durante la quale si teneva un concorso di opere teatrali. Vi partecipa anche Euripide, con la sua versione della storia di Medea, ma si classifica ultimo. Non sappiamo come ha reagito il pubblico, ma ci sono molti aspetti per i quali forse non è piaciuta o non è stata apprezzata. Si potrebbe pensare che per il pubblico dell'epoca sia un'opera molto difficile, così come lo è anche per noi. Non si può rimanere indifferenti a Medea, ma il pensiero di quello che ha fatto è sconvolgente. Per certi versi, questo personaggio sovverte l'istituzione del matrimonio e della maternità e distrugge addirittura il senso dell'ordine, che per gli antichi greci era fondamentale. La storia narrata da Euripide ispira scrittori e artisti di tutte le epoche. E ad oggi la Medea di Euripide è forse una delle opere più famose dell'antica Grecia. La complessità del personaggio principale favorisce le reinterpretazioni fatte negli anni. Medea agisce in preda alle emozioni, ma è anche una figura subdola. È la moglie di un eroe greco e allo stesso tempo una barbara. Era una donna devota che sfida il marito, una madre amorevole che uccide i propri figli. È una donna che rifiuta i ruoli che l'uomo dominante le attribuisce nella società, anche se li incarna. La storia di Medea ci racconta un aspetto molto profondo dell'atteggiamento dei greci verso le donne, in particolare dell'idea che le donne non riescano a controllare le emozioni, al contrario degli uomini. Medea evidenzia il divario tra uomini e donne. È accettabile che Giasone abbandoni la moglie e madre dei suoi figli, nonostante avesse lasciato il suo paese per seguirlo, e si risposi con una giovane principessa corinzia. E ci si aspetta che Medea ne prenda atto. L'opera costringe lo spettatore a immedesimarsi in Medea e a chiedersi come si sarebbe comportato se si fosse trovato al suo posto. È vero che si tratta di un caso estremo, ma allo stesso tempo conferma l'idea che l'amore è un sentimento pericoloso,
che può provocare problemi se non viene controllato. Dopo 10 anni di guerra, Agamennone torna a casa trionfante da Troia. Ma la moglie Clitennestra, in questo lungo periodo, si è ripromessa di vendicarsi. La figlia che Agamennone ha sacrificato per raggiungere Troia non è stata dimenticata. Alla fine ci sarà giustizia per Ifigenia. Nella mitologia greca, amore e violenza sembrano essere collegati. Emergono, così come nei racconti di altre culture, le molte sfaccettature dell'amore. Tutte queste storie ci dimostrano che la natura del sentimento più potente che esista non è cambiata. Se questi miti sono arrivati sino a oggi, è perché parlano dei nostri desideri e di quanto possano essere perversi. La cosa interessante è che molto spesso non parlano d'amore nel senso in cui lo concepiamo noi. Non sono i romanzi rosa a cui siamo abituati. Il desiderio umano notoriamente sfugge al controllo razionale e nei miti spesso è così. Anche gli eroi e le regine più scaltre e sospettose vengono irretiti e portati a fare cose inimmaginabili. La domanda è: dove si colloca l'amore all'interno della società, in quanto sentimento potente, irrazionale e incontrollabile? E che cosa succede nel caso venga respinto? Tutte le società devono trovare il modo di controllare questo sentimento, il cui potere sull'animo umano è impareggiabile. Anche se a volte porta a compiere atti orribili e violenti, è anche fautore di gentilezza, sacrificio e coraggio. Questi diversi aspetti coesistono. L'amore è paziente, l'amore è gentile, ma anche irrazionale e può essere pericoloso.